A 3 settimane dal drammatico incidente all'Acciaierie Veneta è morto uno degli operai in gravissime condizioni dopo essere stati colpiti dagli schizzi di acciaio fuso. Dopo il nubifragio di ieri e gli allagamenti in città scatta la polemica per una Treviso ancora una volta sott'acqua nelle zone critiche di sempre. Anche un passaggio sull'autonomia chiesto da regioni come Veneto e Lombardia durante le repliche al discorso del Premier Conte nel giorno della fiducia al Senato. 26enne di Schio indagato dalla Procura di Vicenza con la pesante accusa di aver abusato sessualmente della sorellastra 14enne. Picchiato brutalmente davanti alla stazione di Venezia, vittima dell'aggressione il clochard più noto della città. Incidente la scorsa notte a Rubano, auto si ribalta e prende fuoco, la conducente è salvata in extremis da un automobilista di passaggio. Stasera la prima delle 2 date, da tutto esaurito a Padova per il concerto di Vasco Rossi, 87.000 fans previsti, molti già accampati da ieri davanti all'Euganeo. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare del drammatico incidente all'Acciaierie Veneta del 13 maggio scorso perché purtroppo nella mezzanotte è morto uno degli operai che erano rimasti feriti in quel drammatico incidente. Sergiu Todita, 40enne, moldavo di origine residente a Padova, era uno dei 2 operai rimasti gravemente feriti dagli schizzi di acciaio fuso. Sergiu Todita non ce l'ha fatta, condizioni gravissime, ripetevano da quasi un mese ormai i bollettini medici per lui. Poco prima della mezzanotte l'operaio 40enne è morto nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Cesena, dove era arrivato domenica 13 maggio. 23 giorni di lotta, ma alla fine le ustioni si sono rivelate fatali. Con altri 3 compagni era stato colpito all'alba di quella tragica domenica dagli schizzi di acciaio bollente usciti dopo la caduta di una siviera che si è sganciata dal carro ponte. Lui e Marian Bratu, romeno, 43 anni, si erano subito rivelati più gravi. Ancora in ospedale a Verona Davide Di Natale, dimesso il giorno successivo all'incidente, Simone Vivian di Dolo. Moldavo di origine ma da tempo residente in Italia, Sergiu lascia alla moglie una figlia 13enne. Lo stabilimento di Riviera Francia da quel tragico 13 maggio è ancora chiuso. Sotto sequestro l'area del grave incidente dove si sono ripetuti gli accertamenti della magistratura. 7 le persone indagate nell'inchiesta la cui posizione inevitabilmente diventerà più grave. Dopo questa morte scatterà l'accusa di omicidio colposo. Sotto shock i compagni di lavoro di Sergiu che da quella terribile mattina continuano a chiedere e a manifestare la loro incredulità, a domandare sicurezza, a ripetere che quel perno che reggeva la siviera doveva tenere. Intanto la piaga degli infortuni resta aperta, un altro incidente sul lavoro stavolta a Saonara. Saonara è caduto da poco più di 2 metri di altezza mentre stava eseguendo la manutenzione di un aspiratore sbattendo violentemente sul pavimento. Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Padova. L'operaio 31enne si trovava all'interno di uno stabilimento di un'impresa specializzata nella fusione dei metalli. È stato ricoverato in ospedale dove oltre alle cure gli sono stati effettuati dei controlli specifici. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri. Adesso parliamo del maltempo, del violento nubifragio, della bomba d'acqua che ha colpito ieri una parte precisa della Marca trevigiana tra Treviso, Preganziol, Ponzano e Villorba, ma soprattutto la Marca soprattutto il capoluogo della Marca trevigiana con interi quartieri finiti sott'acqua in zone peraltro da sempre critiche, quindi dopo il nubifragio oggi è anche il giorno delle polemiche. Una bomba d'acqua durata poco più di un'ora in ginocchio alla zona sud della città, allagamenti ovunque, strade impossibili da percorrere, vie completamente chiuse, inagibile il sottopasso di via Sarpi, scoppia la polemica. La zona della Ghirada è quella maggiormente colpita, residenti che non riuscivano nemmeno a raggiungere la propria abitazione, le strade completamente sott'acqua, solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco hanno potuto rientrare a casa. I
I quartieri dove ci sono stati maggiori problemi sono sempre gli stessi: Canizzano, Selbana, Santabona, Viale Luzzati. Il centralino dei pompieri preso d'assalto dalle numerose chiamate dei cittadini che chiedevano aiuto. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente dalle 16:30 fino alle 23. Piante spezzate, case scantinate e strade allagate, alberi caduti come a Sant'Angelo. Una residente ci ha inviato queste immagini. Il grosso fusto sradicato è finito dentro il giardino di questa casa. Scene che si sono ripetute in tante zone, colpiti anche i comuni di Villorba e Preganziol. A Treviso sott'acqua è finito anche il sottopasso della stazione. In molti casi il problema è stato il malfunzionamento delle pompe che ha fatto infuriare i cittadini. A complicare la situazione alcune macchine che hanno tentato di attraversare i sottopassi allagati non rendendosi conto di quanto fossero profondi e rimanendo bloccate in mezzo. Ed oggi è il giorno delle polemiche. Dopo la giornata di ieri sotto accusa la Giunta, le opposizioni attaccano, spesi tanti soldi per non risolvere nulla. Immediata la risposta dell'amministrazione comunale: impossibile prevedere un evento così. Una polemica che non accenna a placarsi, e intanto questa mattina al lavoro gli operai per sistemare i danni degli allagamenti. Sul fronte maltempo, peraltro, da tempo c'è la polemica della Regione sulle previsioni nei siti, previsioni che spesso sono errate e portano anche conseguenze nefaste per il turismo sia in montagna che sulle spiagge. Per questo, proprio ieri è stata presentata la app Temporali in Regione. È una nuova app fatta dalla Regione insieme ad ARPAV che serve a rendere edotti i cittadini su eventuali fenomeni meteorologici particolarmente intensi come possono essere temporali. Di siti e applicazioni che annunciano maltempo che poi non si verifica, la Regione ne aveva abbastanza. Così, per dare un taglio alle fake news sul meteo, il Veneto ha messo a punto tramite la sua agenzia ARPAV un'app per smartphone che allerta l'utente sull'arrivo di precipitazioni intense o molto intense. Quando un temporale di classe intenso o molto intenso a seconda della classazione che uno ha scelto entra nella circonferenza corrispondente al raggio che lui ha scelto, gli arriva automaticamente sul cellulare un push, un segnale, e questo gli consente di andare a vedere all'interno della app come si stanno muovendo i temporali. La presentazione ufficiale di app Temporali stamani a Palazzo Balbi, uno strumento divulgativo e di autotutela della cittadinanza in caso di situazioni che possono causare danni o più semplicemente per programmare una gita fuori porta, in montagna come al mare. Cosa può fare l'utente? Può scegliere se essere avvisato per temporali intensi o molto intensi, due classi di intensità. Temporali intensi vuol dire una precipitazione di 20-25 mm all'ora, quindi già sostenuta. Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale della presenza di temporali o in generale di precipitazioni intense, che nasce dalla possibilità data dai radar di fornire dati elaborabili in modo automatico e in tempi molto brevi. Nel panorama italiano allo stato attuale è disponibile solo un sistema simile sviluppato da ARPA Piemonte, mentre app Temporali porta a 8 le applicazioni sviluppate da ARPAV. Adesso la politica e il nuovo governo e gli effetti sul Veneto delle decisioni del governo. Come sapete, ieri il discorso del Premier Conte al Senato per incassare la fiducia di Palazzo Madama. Dopo il discorso, durante le repliche, anche l'accenno alla questione dell'autonomia. In particolare il Premier ha detto che le istanze di maggiore autonomia regionale saranno seguite con attenzione, e tanto più se le richieste arrivano da una legittimazione popolare, ed è il caso ad esempio del Veneto. Allora sentiamo le parole di Conte di ieri. Ho apprezzato gli interventi dei senatori che sono portatori degli interessi delle regioni ad autonomia a statuto speciale. Direi che siamo in sintonia per quanto ho ascoltato. Nel programma di governo c'è anche attenzione all'altra possibilità prevista dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Le regioni che lo richiedono in modo motivato possono chiedere e ottenere una maggiore autonomia. Ci sono già delle trattative in corso Stato-Regioni
le seguiremo con attenzione, tanto più se queste iniziative si radicano su istituti di democrazia diretta. Queste dunque le parole e il referendum del 22 ottobre è appunto uno strumento di democrazia diretta e il riferimento era chiaramente al referendum del Veneto, dell'autonomia del Veneto. Ha parlato ieri anche il governatore Luca Zaia, fissando già la prima agenda con il neo ministro, peraltro veneto, Erika Stefani, ma ha parlato anche della questione pedemontana. L'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi apriremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. Messaggio chiaro, mittente il governatore del Veneto, destinatario il Movimento 5 Stelle, socio più che alleato di governo con la Lega, ma le cui posizioni si trovano in contrasto su alcuni punti determinanti. Vedi alla voce grandi opere, vedi alla voce pedemontana. Perché anche l'attesissima superstrada è finita assieme a Mose e TAV nel mirino della futura ispezione del neo ministro alle infrastrutture, Toninelli. Attenta analisi di costi e benefici, dice il pentastellato, ma lo spettro di veder fermare l'opera fa levare un coro che dal Veneto suona più o meno così. Impossibile fermare la pedemontana, impossibile, dannoso e inutile. Io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi, perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi c'è un cantiere. Governo e Regione legate a doppio filo anche su un altro fronte, la questione CIE. I centri di identificazione ed espulsione migranti che il neo ministro all'interno, ma anche il leader del Carroccio Salvini, vuole in ogni regione. Balzo all'indietro rispetto alle posizioni di nemmeno 2 anni fa? No, dice Zaia, che puntualizza. Il CIE innanzitutto, è bene spiegarlo ai cittadini, non è una mega caserma piena di migranti che devono essere espulsi. Tra l'altro il CIE, fra virgolette, magari sbaglio il termine, in regime di semidetenzione, cioè non possono uscire dal CIE quelli in attesa di essere espulsi. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti, stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Ho sempre detto di no, ovvio che oggi c'è una grande novità. C'è una grande novità che è quella di un progetto organico, mai si è visto un ministro dell'interno, un progetto organico che parte da quelle coste, parte dagli accordi internazionali. Infine sulla tratta Roma-Venezia la stazione più attesa è quella dell'autonomia, con il ministro veneto e leghista Erika Stefani già contatti, entro un mese la presentazione del progetto finale al Palazzo Chigi, seguendo un modello chiaro. Assemblea legiferante regionale, col modello Trentino-Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province. Torniamo alla cronaca adesso, la cronaca giudiziaria con un vicentino di 26 anni residente a Schio indagato dalla procura che ipotizza a suo carico la violenza sessuale. Il giovane avrebbe stuprato la sua sorellastra di 14 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti in casa nel settembre dello scorso anno mentre i genitori erano fuori. Il fratello, secondo l'accusa, avrebbe costretto la ragazzina a subire violenza dopo averle fatto dei massaggi e lei, sconvolta, aveva trovato il coraggio di parlarne a scuola solamente qualche settimana più tardi. Il giovane è stato poi allontanato di casa dai genitori. Sul fronte della cronaca ancora una aggressione a un clochard a Venezia, questa volta però il clochard è molto noto, Pasquale, forse il più noto dei senza tetto che stazionano a Venezia nella zona di Piazzale Roma, aggredito da quanto pare 4 persone. Ci racconta questo purtroppo episodio di violenza al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, un altro clochard qualche giorno fa in orario serale è stato aggredito. Questa volta però si tratta di una persona già nota, conosciuta soprattutto nella zona di Piazzale Roma, ovvero Pasquale Aita, l'uomo che si sente spesso cantare, che accoglie i turisti con frasi anche colorite e che ha sempre con sé la bandiera di San Marco. Qualche giorno fa sarebbe stato violentemente picchiato e lasciato a terra davanti alla stazione di Santa Lucia e secondo quanto ha poi raccontato alle forze dell'ordine sarebbero state 4 le persone a circondarlo, straniere, a suo dire bengalesi.
qualche scambio di frase, poi il gruppetto si sarebbe scagliato contro di lui e nonostante la sua stazza Pasquale non è stato in grado di difendersi. I 4 l'avrebbero malmenato per 5 minuti e addirittura sembra che uno di loro abbia cercato di colpirlo con un martello, poi se ne sono andati lasciandolo a terra sanguinante. Fortunatamente qualcuno passava di là e l'ha visto in quelle condizioni e quindi l'ha immediatamente soccorso. Pasquale ha riportato diverse ferite, tra cui una al labbro che è stata curata con dei punti di sutura all'ospedale All'Angelo di Mestre. Secondo quanto ha raccontato, i suoi aggressori sarebbero i cosiddetti boss del giro dei portabagagli abusivi che agiscono nell'area della stazione, con i quali avrebbe già avuto degli screzi in passato, un'ipotesi che però è difficilmente verificabile. Da tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Torniamo nella Marca Trevigiana. A poco meno di un mese quella drammatica domenica è tornata a casa la piccola di 3 anni che fu lanciata dal terrazzo di casa dalla madre. Lo ricorderete, era successo a Mogliano. Ad accogliere tra le braccia la piccola nell'abitazione è stato il padre, mentre la mamma si trova ancora ricoverata in una struttura ospedaliera. A poco meno di un mese da quella drammatica giornata, la piccola di 3 anni è rientrata a casa, è stata dimessa dall'ospedale di Treviso ed ha potuto tornare fra le braccia del papà nell'abitazione di Mogliano Veneto. Era il 13 maggio quando la bambina è stata vista volare giù dal terrazzo, lanciata dalla mamma, che già allora era in cura al Dipartimento di Salute Mentale. Subito i carabinieri accorsi sul posto avevano capito che qualcosa nel racconto della donna non tornava. Poi la tragica verità: la mamma è stata accusata di tentato omicidio, avrebbe detto agli investigatori che sentiva delle voci che gli dicevano di fare così. Oggi è previsto il conferimento dell'incarico al perito nominato dal giudice delle indagini preliminari nell'ambito dell'incidente probatorio, che dovrà stabilire la capacità della donna di intendere al momento dei fatti e di conseguenza l'imputabilità. Per la piccola ora comincia lentamente invece la sua vita normale. Ieri in tutto il Veneto, come sappiamo, la celebrazione della festa dell'Arma dei Carabinieri, 204 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri. In varie province si è fatto il bilancio delle attività. Particolarmente importante è quello di Venezia, non soltanto sulla questione dei reati, ma anche si è parlato a margine della celebrazione della festa dell'Arma delle indagini sulla tante morte per overdose a Mestre. Sentiamo. C'è una grossissima attività posta in essere da tutte le forze di polizia, in particolare noi stiamo lavorando su un ramo, l'Arma dei Carabinieri su un altro. Sicuramente entro breve tempo avremo dei riscontri. A margine delle celebrazioni per i 204 anni dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Venezia Vito Gagliardi ha definito imminente la risoluzione della questione legata alle morti per overdose a causa della cosiddetta eroina gialla, venduta dagli spacciatori nigeriani. L'ultimo decesso in via Montenero a Mestre lunedì verso le 16. Un 40enne di Murano si è accasciato a terra e non c'è stato nulla da fare. E mentre i carabinieri indagano, si allunga la lista dei decessi che dalla scorsa estate tra Mestre e Marghera sono arrivati a 23. Stiamo lavorando incessantemente, sia noi che anche le altre forze di polizia e anche la polizia locale. E non è un problema semplice, è un problema complesso, perché è un problema legato anche al fenomeno della presenza di molti extracomunitari, di persone che sono irregolari e che purtroppo spesso anche abbiamo difficoltà ad allontanare dal nostro paese. La droga è un problema su cui l'Arma dei Carabinieri ha sempre posto molta attenzione. Sicuramente la provincia di Venezia, Marghera, Mestre sono 2 centri dove è un dato concreto quello dove c'è in questo momento da fare lo sforzo più grande, c'è da lavorare molto, c'è da lavorare con incisività. È una cosa a cui non ci sottraiamo. Dopo mesi di overdose mortali e in attesa della risposta da chi sta indagando, il fenomeno si espande con l'aumento dei pusher nigeriani sul territorio, soprattutto nelle zone calde di Mestre. Quanto è avvenuto è un termometro importante al quale bisogna prestare la giusta attenzione e non mollare la presa, e così noi stiamo continuando a fare proprio con
l'impegno massimo dell'amministrazione assieme alla collaborazione delle altre forze di polizia per garantire la massima vigilanza nel territorio. Adesso la pubblicità, poi ancora cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca, dal Padovano, da Rubano. Per la precisione, con la conducente di un'auto viva per miracolo dopo che la vettura si è ribaltata e ha preso fuoco. Rubano. È stata la prontezza di un automobilista di passaggio che non ha esitato a fermarsi ad aiutare a uscire dall'abitacolo della sua Fiat 500 la conducente a salvare una donna la scorsa notte in via della Provvidenza. Era passata da poco la mezzanotte quando la donna ha perso il controllo. L'auto si è rovesciata e stava per prendere fuoco quando è stata soccorsa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Padova con 2 mezzi, tra cui l'autogru, che hanno provveduto a spegnere le fiamme in circa un'ora. La donna è stata portata in ospedale, i rilievi sono affidati alla polizia locale. A Padova città da settimane tiene banco il dibattito sul futuro e l'utilizzo dell'ex caserma Prandina. Da anni si parla di farlo diventare il parcheggio del centro storico. Abbiamo sentito i cittadini che pare non abbiano dubbi in proposito. Sentiamo. Corso Milano era il salotto buono della città, condomini, negozi, la porta d'ingresso al centro storico. Era, ricordano molti residenti. In Corso Milano i padovani non hanno dubbi sulla destinazione migliore per la ex caserma Prandina. Parcheggio. Più di 20 anni che c'è questo progetto e dal mio punto di vista è necessario, insomma, per il parcheggio ormai in questa zona qui non ce ne sono più. Ci sono difficoltà anche per le persone con disabilità. Tanti clienti si lamentano appunto di sta cosa, che non riescono mai a trovare parcheggio, tante volte anche per i disabili diventa difficile, noi ne abbiamo anche di clienti disabili, quindi per noi sarebbe veramente un'opportunità in più questa di avere un parcheggio qua a disposizione, perché effettivamente qua non c'è modo anche di parcheggiare. Vicino a questo negozio lo stallo è uno solo, raccontano, è spesso occupato da chi non è autorizzato. Parcheggio difficile anche per gli amanti del teatro che si recano al Verdi. Devono parcheggiare fuori città, mezzi pubblici ci sono o non ci sono, e sento proprio anche i clienti quando fanno l'aperitivo prima del teatro che trovano difficoltà proprio a trovare parcheggio. Le richieste sono precise. La Giunta Giordani, fortemente influenzata dalla componente coalizione civica, dopo le rassicurazioni ai commercianti della zona, non esclude di lasciare la parola ai cittadini con una consultazione popolare sull'uso dell'ex caserma. Parcheggio sì, parcheggio no. Il referendum è inutile perché tutti voterebbero sì, perché tutti avrebbero l'interesse di avere questa parte qua uguale a quella parte di Piazzale Boschetti dove ci sono i grandi parcheggi dell'INPS, i grandi parcheggi dell'università, il Silos dove si spende poco, e io ho studiato attentamente quella realtà, soprattutto di domenica. Ci sono migliaia di persone che sciamano verso il centro. Noi lo diciamo da sempre, insomma è una cosa che chiediamo, questo parcheggio, che siano 500, che ci siano 1000, insomma almeno che si muova qualcosa. E intanto Padova si prepara al primo dei 2 concerti da tutto esaurito di Vasco Rossi questa sera e domani allo Stadio Euganeo, ma tantissimi fans sono già arrivati nei giorni scorsi. Sentiamoli. Molti di coloro che percorrono la tangenziale di Padova lo hanno notato, questo piccolo accampamento che oramai da diversi giorni cresce davanti allo stadio Euganeo. Da dove vieni? Da Pesaro. E da quanto tempo sei qui? Sabato notte. Dove viene? Da Bologna. Como. Da Imola. Questo singolare ensemble di giovani e meno giovani provenienti da varie zone d'Italia è solo l'antipasto dell'invasione di almeno 80.000 persone in arrivo qui per la doppia tappa da tutto esaurito di Vasco Rossi. Pur di vedere, anzi in molti casi di rivedere il proprio idolo da vicino, questi giovani sono disposti ad attendere per notti e giorni accanto ai cancelli d'ingresso dello stadio, ma una critica ce l'hanno anche loro. Perché lei sul prezzo del biglietto e cosa pensi? È troppo esagerato. Troppo. Quanto hai pagato? 110. Faccia conto che nel 2005 costava 40 euro. E come si giustifica secondo te?
chiediamolo loro. In prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le misure prese sono impressionanti ma proporzionate alla marea di persone che si riverseranno sull'area. In campo ci saranno circa 200 agenti, la chiamata è per tutti, dalle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, dalla polizia municipale alla protezione civile. Rigidi i controlli agli ingressi, fanno sapere dall'organizzazione, viste anche i nuovi indirizzi nazionali. E sono stati posizionati per la prima volta anche i metal detector, quelli a colonnina, tipo proprio quelli degli aeroporti, quindi ogni persona dovrà fare passare per questo tipo di controllo. Controlli lunghi che fanno consigliare di recarsi allo stadio già diverse ore prima dell'evento. Non hanno di certo questo problema i ragazzi che sono qui da diverse notti, coi versi del loro idolo tatuati sulla pelle e una fedeltà da Guinness dei primati. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con le 13 fra pochissimo, un tema interessante, più divieti per tutti, come potete fare come ogni giorno, come ogni puntata delle 13, intervenire in diretta oppure sulla pagina Facebook di Antenna 3, ne parliamo con Cristian Adami, ex calciatore professionista, Angela Maci, food blogger e mamma, Ivo Gallo, gestore di locali e il nostro Lele Marcassa, presentatore di Antenna 3. E poi questa sera 20:10, riflettori ancora una volta sulle amministrative di Treviso, e questa sera ospite in studio il sindaco di Treviso, nonché candidato sindaco per il centro-sinistra, Giovanni Manildo. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Instabilità sulle Alpi, meglio invece altrove. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso, possibile soprattutto sui settori nord-occidentali. Asciutto e in genere soleggiato altrove. In serata piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, temporali quasi ovunque al mattino, generalmente di debole intensità. Lieve miglioramento dal pomeriggio con fenomeni quasi esclusivamente sui settori alpini, ma peggiora ovunque nuovamente in serata. Temperature minime comprese tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio deciso peggioramento un po' ovunque con temporali sparsi ma piuttosto frequenti. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.